Anno scolastico 2023-2024, Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro. Riapre le porte a tutti gli studenti, in particolare alle 9 giovani iscritti e ai nuovi giovani iscritti. Oggi l'accoglienza in via Messina, che è la sede succursale della nostra scuola, in via Firenze, accompagnata dai nostri rappresentanti degli studenti e dal presidente del comitato studentesco della nostra scuola. Tante le emozioni, genitori, mamme, papà, fratelli, sorelle, anche zii, per questo momento emozionante, unico, che non si ripeterà più nella vita dei nostri giovani. È un momento straordinario perché i nostri studenti entrano, così come li chiamano i loro genitori ancora bambini, per uscire adolescenti consapevoli del loro futuro, delle loro scelte. Sono 5 anni importantissimi nella loro crescita, 5 anni che dovranno necessariamente vedere le famiglie e la scuola unite come non mai in quel patto educativo che è alla base per contrastare questa crisi educativa che oggi purtroppo affastella le pagine dei nostri giornali. Sappiamo che siamo in un momento particolare, siamo usciti da un periodo storicamente complesso per i nostri giovani. I nostri ragazzi hanno vissuto 3-4 anni di crisi della loro crescita, e noi oggi abbiamo il dovere insieme di accompagnarli serenamente a quello che sarà il loro futuro. Il nostro liceo è un liceo riconosciuto per l'inclusione, per la formazione, per la grande opportunità di approfondimento delle specifiche vocazioni. Siamo un liceo classico con una curvatura particolare verso tutta l'area scientifica, che ovviamente conferma pienamente quello che è il sapere umanistico, fatto di arte, di scienza, di matematica, di lingue antiche e di tutto ciò che potrà forgiare il carattere dei nostri giovani. Io a tutta l'intera comunità, quindi non soltanto alle nostre giovani new entry, a tutta la comunità auguro di vivere un anno scolastico in piena serenità, in piena armonia, perché l'armonia è alla base di un buon lavoro relazionale, e chiaramente auguro un buon anno al nostro personale ATA, senza il quale non potremmo accogliere in maniera adeguata i nostri studenti, e ai nostri docenti che ancora una volta confermano il loro impegno educativo all'interno della nostra scuola, che mi onoro di dirigere da 8 anni. Buon anno a tutti.